Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con i protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi il giornalista di Libero Alessandro Gonzato, che dovrebbe già essere in collegamento. Ci sei, Alessandro? Buongiorno, parlo con Radio Onestà, la radio del Movimento 5 Stelle. Appendi pure, no, sto parlando con la regia perché evidentemente c'è stato un cortocircuito telefonico ideologico. Ah, no, è Radio Libertà, pensavo Radio Onestà, So scusate. che tu hai questa predilezione per quel mondo di riferimento e quindi ti aspettavi, però più modestamente Radio Libertà, insomma. Molto bene. Benvenuto su Radio Libertà, Alessandro Gonzato, come dire, sei andato nel cuore della questione, perché voglio dire, il personaggio di questa settimana è stato senza dubbio l'avvocato di Volturara Appula, Giuseppe Conte. Io so che tu sei un esegeta proprio appassionato del contismo, e quindi prima anche di indagare, no, tutti i dettagli che poi insomma sono dettagli rilevanti, l'audizione che non c'è, ci sarà, dovrebbe arrivare, poi le questioni di merito, ti volevo chiedere però, cioè, cosa rappresenta per te il contismo dal punto di vista della cronaca politica e insomma, ahimè, anche della storia politica recente, ecco. Ma rappresenta tutto e il contrario di tutto. Basti pensare alla parabola politica di Giuseppe Conte, un uomo uscito da uno studio d'avvocati e proiettato a Palazzo Chigi, bisogna ancora capire da chi, che anche questo sarebbe curioso indagare. È un uomo che ha fatto tutto il contrario di tutto, è spregiudicato da un certo punto di vista, è anche ammirevole, con 15 virgolette, perché è stato capace di far fuori Beppe Grillo, è stato capace di allearsi con la Lega e il giorno dopo di fare il governo col PD, è stato capace di firmare il decreto di sicurezza e di vantarsi per il calo degli sbarchi, lo faceva allora il mitologico ministro Toninelli, che era ministro delle infrastrutture, e il giorno dopo è riuscito a stracciare i decreti sicurezza. Era l'uomo che prima era per l'autonomia, poi non lo era più, i 5 Stelle erano per il TAP, poi non lo sono più stati, per il TAV, poi non lo sono più stati, addirittura Conte ha smantellato quella che era la stella polare dei 5 Stelle, cioè il limite dei 2 mandati, tramite questa assemblea costituente Nova ha deciso che gli iscritti al movimento non volevano più il limite dei mandati. Casualmente tutto quello che pensa Conte poi lo pensano anche gli iscritti. Ha distrutto anche la figura del garante, che era Beppe Grillo, e adesso nel Movimento 5 Stelle a comandare sono rimasti Giuseppe Conte e Padre Pio, a cui lui è devoto. Certo, in rigoroso ordine gerarchico, tra l'altro. Sì, certo. No, questo tuo resumé, diciamo, insomma, mi sembra abbastanza indicativo. Potremmo riassumere uno nessuno 100.000 Conte, ecco, però non so se Pirandello si può Conte, offendere. con la D l'hai detto come Antonio Conte. Perché Conte. ho avuto un lapsus però Che anche rivelatore. lui sta per tornare al potere, perché pare che torni a fare l'allenatore della nazionale. Questo è vero, non so se, come dire, sei per il Conte Giuseppe o il Conte Antonio, insomma, non so. Però, al di là di questo, no, per rimanere nella metafora calcistica, ti chiederei quindi un pronostico. Cioè, ci sarà mai questa benedetta audizione di Conte nella commissione parlamentare d'inchiesta Covid? Ecco, guarda, mi lanci un assist, perché io adesso mi stavo infliggendo del dolore fisico poco prima che voi mi telefonaste. Stavo guardando Ognuno ha una i suoi trasmissione. momenti, adesso non voglio entrare nel privato. No, mi stavo infliggendo del dolore fisico perché stavo guardando un pezzo di una trasmissione, tra l'altro una bellissima trasmissione, ma che stava trattando un argomento che, diciamo, non è proprio nei radar della gente, del sentire comune, che è la commissione di vigilanza RAI, che sembra un mostro certo. mitologico, no? E lì ho visto che gli esponenti del Movimento 5 Stelle non hanno fatto molta fatica a dimettersi. Come mai Conte fa fatica a dimettersi dalla commissione Covid? E come mai, ma questa è una domanda naturalmente capziosa, come mai Conte è stato inserito da subito nella commissione Covid sapendo che così non avrebbe potuto rispondere alle domande sul Covid? E queste sono delle casualità. Poi sicuramente lui non ha niente da nascondere. Guarda, Giovanni, te lo dico sinceramente, io non credo che lui si sia inguattato dei soldi. No, condivido. Credo che sia però doveroso accertare come sono andati i fatti in quella fase sicuramente caotica, in cui sicuramente tutti avrebbero commesso
degli errori, ma in cui sicuramente tutti non avrebbero ordinato 1.250.000 euro di mascherine poi da buttare al macero e sicuramente non tutti avrebbero introdotto i banchi a rotelle con altri sprechi, sicuramente non tutti, però questo è indicativo, avrebbero nominato ministro un signor ministro ossimoro, Roberto Speranza, il quale viene ricordato per un libro dal titolo Perché guariremo, che lui ha messo in commercio alla fine, diciamo, della prima ondata, della prima ola, visto che siamo nei giorni dei mondiali, ecco, e poi ha dovuto ritirare in fretta e furia, ha dovuto bloccarlo perché in realtà non era guarito nessuno, ecco, quindi diciamo che Ministro Speranza è la rappresentazione plastica di quello che è stato quel periodo. Sì, indubbiamente, e mi è venuto, come dire, un brivido solo a ricordarlo, anche perché, come dire, a un certo punto fece una sorta di appello alla delazione di massa rispetto a quello che facevano i tuoi vicini, insomma, mi pare di ricordare. Sì. Quella stagione lì, per capirci. Ma tra l'altro, a rinforzo di quello che hai detto, in questi giorni ci siamo anche chiesti, perché come giustamente hai detto tu, non è una questione personale o giudiziaria, è una questione politica, no? Allora, se c'era qualcuno che millantava, come dire, no, un rapporto, un accesso privilegiato a quello che in quel momento era Presidente del Consiglio, spendendo il suo nome a caso, per magari poi avere commesse, come dire, sostanziose, non sarebbe interesse anzitutto di Conte andare fino in fondo? Sì, ma guarda, proviamo anche a capovolgere il discorso. Voi immaginatevi se un Presidente del Consiglio di centrodestra si fosse incontrato a cena a casa sua o a casa dell'interlocutore con Arcuri, in questo caso, cioè il capo della struttura Covid, se fosse successa una cosa del genere, fosse emersa dopo anni, immaginatevi cosa sarebbe successo sui giornali e nelle trasmissioni di centrosinistra, avendo di mezzo tutte queste commesse da miliardi, da milioni di euro. Ecco, immaginiamoci cosa sarebbe successo. Giustamente il centrosinistra avrebbe chiesto conto da mattina a sera delle relazioni di questi due protagonisti. Invece sembra normale che si siano incontrati, l'ha detto anche Conte un po' balbettando l'altra sera in televisione da Porro, sembra tutto normale. Quando di normale c'è poco, perché io ripeto per l'ennesima volta, non metto in discussione la buona fede di Conte, non credo che abbia fatto niente di illegale, ma c'è un problema politico devastante. Oltretutto Conte non si sarebbe mai dimesso, a parte che deve ancora dimettersi tecnicamente, ma non si sarebbe mai dimesso da questa commissione se non l'avesse fatto Bignami di Fratelli d'Italia, il quale, lo spieghiamo per chi giustamente avesse di meglio da fare durante le proprie giornate, a sua volta era un membro della commissione Covid, quindi non poteva essere audito in base a questo regolamento. Bignami si è dimesso, può essere audito e a questo punto Conte prima o dopo dovrà farlo, dovrà dimettersi anche lui. Sì, anche perché i presidenti di Camera e Senato sono stati chiari, gli hanno offerto l'assist dicendo sostanzialmente che potrebbe essere rinominato un minuto dopo. Comincia a venire meno, no? Le argomentazioni per non farlo cominciano un po' a traballare, ecco. Sì, cominciano a traballare, ma devo dire anche, perché a me piace sempre analizzare le cose in modo oggettivo, al di là della passione, di quello in cui uno crede, che Conte a quel punto, a questo punto era a spalle al muro, ed è anche apprezzabile il coraggio che lui ha messo andando in televisione, sapendo che sarebbe stato impallinato, e ne è uscito malissimo peraltro. Diciamo che però tutto quello che sta facendo Conte adesso è un qualcosa di obbligatorio dal suo punto di vista, perché lui non può presentarsi in campagna elettorale a 3, 4, 5 mesi dal voto con ancora tutto questo alone di mistero e con questi dubbi, con queste incertezze che rimarranno, perché io non credo che la commissione Covid porterà a queste cose mastodontiche, ma per una semplice ragione: in Italia le commissioni di inchiesta non hanno mai portato a granché, sono più atti politici, però non poteva fare altrimenti, adesso però è curioso vedere come ne esce. Sì, soprattutto su un tema, diciamo, Libero ci ha insistito molto in questi giorni, no? Anche riferendosi a un'inchiesta della Guardia di Finanza che non ha avuto sbocco giudiziario, poi, ma come dicevi tu, siamo su un altro piano. La domanda che voglio farti è: ti sei fatto un'idea di quella che è oggettivamente un'anomalia, adesso senza giudizio, no? Proprio in senso tecnico, cioè il fatto che quella super commissione
sia stata data a società cinesi peraltro costituite da poco, cioè non come dire, no, colossi oggettivi, società cinesi costituite da poco, si prendono quella maxi commissione, le mascherine verranno poi dimostrate, no, come gli ha ricordato Porro, farlocche. Ti sei fatto un'idea, proprio partendo dal principio della buona fede, del perché è avvenuto questo? Ma io mi sono. Uno può avere dei sospetti politici, cioè tu ti ricordi perfettamente la grandissima apertura di Conte nei confronti del mondo cinese, nei confronti certo. di Xi Jinping, che Di Maio chiamava Mr. Ping, ma poi a Di Maio ci arriviamo se analizziamo la parabola dei 5 Stelle. E Conte era un strenuo sostenitore della via della seta, lui avrebbe preferito il mercato dell'estremo oriente al mercato occidentale. Quindi questo rientra, come dicevamo prima, in un clima di sospetto politico. Il sospetto fortissimo è che Conte si fosse legato e che abbia provato in tutti i modi a collegarsi a quel mondo. Non sappiamo naturalmente per quale tornaconto politico, naturalmente, ma è evidente che c'era una connessione molto stretta tra il Movimento 5 Stelle e il mondo cinese, ecco, che io non prenderei proprio a modello, essendoci là una leggerissima dittatura. Sì, diciamo c'è un leggerissimo partito unico comunista, dico l'aggettivo perché spesso viene omesso, no? Ma è tuttora un partito comunista. Tra l'altro, a rinforzo di quello che dici, è un elemento di cronaca. Lui, da Presidente del Consiglio, disse in aula che sostanzialmente, no, l'Italia era ugualmente vicina alla Cina e agli Stati Uniti, quindi insomma c'è anche una grossa questione geopolitica in ballo, ci stai dicendo, no? Beh, certo. Poi anche in questo Conte è camaleontico, perché se domani, Dio non voglia, e spero che gli ascoltatori stiano facendo tutti i gesti apotropaici del caso, ma se un giorno Conte dovesse tornare a svolgere il ruolo di Presidente del Consiglio e cambiasse l'interesse, magari lui tornerebbe il più filo atlantista tra gli atlantisti, magari lui diventerebbe, ma non so, in uno stravolgimento del mondo con il Burkina Faso a comandare la geopolitica, lui si direbbe un fan sfegatato del Burkina Faso, oppure del Belgio, della Norvegia, della Svezia, cito tutti i paesi così non scontentiamo nessuno. Quindi da questo punto di vista Conte è incontrollabile, tu sai che nel giro di 2 settimane può cambiare idea su tutto. Indubbiamente, con una anche discreta capacità di reggere questo bluff. Ma incredibile, quello che dicevo prima, che paradossalmente da questo punto di vista lui è ammirevole, perché non si fa scalfire da niente. Ci sono persone che faticherebbero a guardarsi allo specchio anche cambiando idea sulla fidanzata, diciamo. Ecco, lui cambia idea sulla geopolitica, sulle alleanze politiche, su cose enormi e pare che comunque riesca tutte le mattine a uscire di casa. Pare così, sì. Tra l'altro ricordiamo che l'autore del soprannome Giuseppe era Trump nella fase dell'idillio, appunto, diciamo, sì. A rinforzo di quello che dicevi. Ma ci fermiamo solo 30 secondi, torniamo subito con Alessandro Gonzato. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci a Parlando Liberamente con Alessandro Gonzato di Libero. Ora volevo, fare un passo oltre la mera figura di Conte, anche se so che tu fai fatica perché è un argomento che ti appassiona. Quindi sì, no, io sul comodino ho 2 santini, ho quello di Conte, di Padre Pio, e li accarezzo in quest'ordine prima di addormentarmi, certo. No, vabbè, ma da ognuno ha le sue perversioni, non darò un giudizio su questa tua, però è sempre legato, no? Perché Conte è uno dei,
diciamo, contraenti forti dell'alleanza nota come Campo Largo. Qualcuno addirittura dice in realtà il candidato vero che aleggia, no, politicamente volteggia sopra Elly Schlein. Ma ti volevo dire, questo una delle notizie di questi giorni è che il mitologico Campo Largo probabilmente dopo giorni di riflessioni approfondite si presenterà con un altro nome alle elezioni, no? Quello di Alleanza. Anzi, scusami, lo lascio annunciare a te. No, perché vedo che ti prende, quindi faccio un passo indietro e ti lascio annunciare e spiegare il nuovo nome dell'alleanza imprescindibile. Allora Giuseppe Conte l'altro giorno sale sul palco a Roma di questo ennesimo convention organizzata questa volta dalla fondazione del PD, diretta, se non sbaglio, da Cooperlo, e dice: no, noi non dovremmo chiamarci Campo Largo, ma dovremmo chiamarci Alleanza per la Costituzione e la Democrazia. Poi qualcuno gli ha fatto notare che era un po' lungo come nome, ma non ci sarebbe neanche stato su nessun manifesto. Allora lui ha detto: no, allora chiamiamoci solo Alleanza per la Costituzione, che io ho già detto che sarebbe come dire non facciamo niente per 5 anni in caso di vittoria, altrimenti dovrebbero accusare Mattarella di aver firmato leggi incostituzionali, compresa quella sul decreto sicurezza, e infatti loro dicevano da sinistra, PD, 5 Stelle che era incostituzionale, poi Mattarella l'ha firmata. Non vuol dire assolutamente niente. E ora brandiscono la Costituzione sperando naturalmente di produrre lo stesso effetto del referendum sulla giustizia, cercando di mobilitare delle fasce di popolazione che normalmente non vanno a votare, ma è un tentativo tragicomico, anche perché hanno già cominciato a litigare pure sul nome, perché la Schlein non accetta che il nome venga dato da Conte, come hai detto tu, Conte che solo i cretini non cambiano idea, e Conte tutto tranne che un cretino, non vuole assolutamente che la Schlein governi, piuttosto secondo me lui fa saltare tutto per aria, senza dirlo, ma secondo me trama in questo modo, e quindi siamo al caro amico, nel senso, è vero che il centrodestra ha dei problemi, ma il centrosinistra, se domani si votasse, non avrebbe neanche il nome del candidato premier, il che è leggermente drammatico per loro. Indubbiamente. Tra l'altro ti volevo chiedere, non c'è anche una componente un po', come dire, doppiopesista o anche un po' in bilico sul razzismo politico, nel senso che sembra che gli altri, cioè incidentalmente il centrodestra che alle ultime politiche ha preso il consenso maggioritario degli italiani, siano fuori dal perimetro della Costituzione? Cioè, non so come dire, è strano tirare la Costituzione in ballo nelle divisioni politico-elettorali, no? Mi suona un po' maligno. Ma sì, ma questa infatti è la stupidaggine che li ha portati a perdere nel 2022, dove obiettivamente avrebbero perso comunque perché il centro-sinistra si presentava dilaniato, ma è la stupidaggine che poi ha rafforzato ad esempio il primo partito percentualmente della maggioranza, che è Fratelli d'Italia, in tutti questi anni, perché anche laddove ci sono stati dei passaggi a vuoto della maggioranza, che naturalmente non è che le abbia azzeccate tutte, continuando con questa litania del fascismo, del pericolo nero, del ritorno ad anni bui, non hanno fatto altro che poi ricompattare da una parte l'elettorato del centrodestra e dall'altra una parte di elettori del centrosinistra gli ha detto: ma scusate, ci avete rotto le scatole con queste stupidaggini, parlate di temi veri, ma tu come fai a presentarti nel 2026 a delle elezioni con il tuo programma che sostanzialmente è l'antifascismo? Perché alleanza per la Costituzione e la democrazia cosa vuol dire? Non vogliamo che tornino i fascisti. Ma ora, se io fossi un politico di centrodestra, accenderei tutte le sere un cero ai protagonisti del centrosinistra, ma veramente siamo
siamo all'assurdo, ecco, diciamo al teatro dell'assurdo, visto che tu prima citavi Pirandello. Sì, siamo in tema. È un po' una traduzione del patentino antifascista nella politica, no? L'abbiamo visto all'opera prima nella cultura, diciamo, e poi nella politica. Ti volevo dire, la stessa ottica, per cui, come dire, i riferimenti istituzionali, costituzionali sono sempre cosa loro, mi sembra sia stata all'opera in questi giorni sulla faccenda del Quirinale, no? Perché è bastato che Giorgia Meloni dicesse, beh, forse si può anche un giorno poi rompere questo tabù per cui non vada qualcuno, diciamo, riferibile o comunque che gioca di sponda via col centro-sinistra al Quirinale. C'è stata una reazione, è come se avesse bestemmiato in chiesa, insomma, Giorgia Meloni. Certo, perché la difesa delle donne, che peraltro non hanno bisogno di difendersi essendo la maggior parte delle volte superiori agli uomini, ma la difesa delle donne, la valorizzazione della figura femminile a sinistra vale solo quando la figura femminile è di sinistra. Ora io adesso faccio un parallelismo del tutto improprio, collegando due ruoli che non c'entrano assolutamente nulla, ma l'esempio, stando a livello più basso naturalmente del Quirinale, è tutta la vicenda di Beatrice Venezzi, la direttrice, l'ex ormai direttrice d'orchestra della Fenice di Venezia, che prima di dichiarare la sua simpatia politica per Giorgia Meloni e per il centrodestra in generale, a sinistra veniva idolatrata. Anche chi non era mai entrato in un teatro, naturalmente la considerava la numero uno delle bacchette, e poi è diventata bacchetta nera e è stata sostanzialmente cacciata, costretta a dimettersi. Questa è un'ipocrisia imperante, che come l'ipocrisia, adesso ti faccio un altro paragone che come ruoli non c'entra niente, della sinistra che difende le donne, che dovrebbe difendere le donne, e dove sono le femministe dopo la notizia di quella povera signora italiana che è stata condannata in Egitto per adulterio? Certo. Sono scese in strada, hanno fatto delle manifestazioni, hanno chiesto intervento di chissà chi. Tajani è già intervenuto, peraltro. Per cui è un'ipocrisia imperante. Il fatto che la Meloni abbia solo pensato di dire una Presidente della Repubblica donna sarebbe una cosa rivoluzionaria, le ha scatenate, così come la Meloni ha rotto questo tabù del Presidente del Consiglio donna, e diciamo che da parte delle donne di sinistra non c'è mai stata una particolare non solidarietà, che non aveva bisogno, ma benevolenza, ecco. No, anzi, io ho sentito più volte dire che è una leader femmina ma non femminista, da illustri esponenti del Partito Democratico. Però io mi sono segnato e sono affascinato, non posso non tornarci, quando tu a un certo punto hai detto, poi se vuoi affrontiamo la questione Di Maio e la parabola 5 Stelle anche rispetto a Conte, e non posso non perché certo. me lo sono proprio segnato. Cosa volevi dire? Allora, prima devo citare un titolo straordinario degli anni passati di un grande collega che ora non lavora più a Libero, ma è Giuliano Zolin, che titolò Di Maio in peggio. Nonché, scusami, autore di una rubrica su Radio Libertà, ragioniamoci sopra. Per cui grande Zolin, va dato a lui quello che è suo. No, perché parlando di Conte, tutti diciamo, la sua parte politica lo descrive come il salvatore della patria, il grande statista, lo statista di Voltura Rapula. Ma io in questi giorni, così per curiosità, non avendo meglio da fare nella vita, e quindi uno potrebbe pensare, cazzo che vita divertente che ci ha Gonzato, sono andato a vedere un po' i dati di quando Conte si è insediato nel Movimento 5 Stelle e i dati di oggi. Allora, Conte si insedia come presidente nel Movimento 5 Stelle ad agosto 2021, quando i 5 Stelle sono al 16%. Conte è l'unico leader di partito di centrosinistra che da quando si è insediato ha perso voti, e ne ha persi tanti, perché oggi, lui partendo dal 16, i 5 Stelle navigano tra il 12 e il 13%. E uno potrebbe dire, ma vabbè, ma questi sono i sondaggi delle destre, a parte che sono i sondaggi, io ho citato la supermedia U-Trend, ma alle elezioni politiche lui prende il 15 e alle europee prende il 10, quindi passa dal 16% al 10%. Per dire, Elena Eterle-Schlein, detta Elli, da Lugano, che diciamo non ha compiuto imprese memorabili, però parte dal 17% circa, si insedia a marzo del 2023,
e oggi il PD è inchiodato, ma è tra il 20 e il 21, quindi ha guadagnato financo, mi piace dire financo, ha guadagnato financo. Sì, è vero, ti dà una certa allure. Fratoianni. Cioè la Bonelli e Ende Fratoianni, mettendosi insieme, perché sennò non sarebbero mai entrati in Parlamento e non avrebbero superato la soglia di sbarramento, e lasciando perdere i temi ambientali, perché dopo i sassi dell'Adige Bonelli cosa poteva dire, parlando ai centri sociali, ai movimenti pro-PAL, a tutta quell'agglomerato lì, sono arrivati al 6-7%, persino loro. Conte è l'unico che ha perso voti, e Di Maio ha fatto meglio, perché Di Maio ha portato, quando era capo dei 5 Stelle, li ha portati oltre il 30%, hanno preso il 32% addirittura, e sostanzialmente gli lascia il partito al 16%. Cioè Di Maio, vi ricordate che era quello che considerava la Russia un paese del Mediterraneo, Pinochet dittatore venezuelano, erano i tempi mitologici di Toninelli, poi ci fu anche non mi ricordo se era un capogruppo alla Camera o comunque uno che prese la parola e disse signor Presidente sarò rapido e circonciso, cioè erano quelli i 5 Stelle, no? Erano quelli, però andavano molto meglio dei 5 Stelle di oggi, di Conte. Diciamo che mi sembra una sentenza politica abbastanza definitiva, però tu hai scomodato il duo Fratoianni-Bonelli, che è un grandissimo duo comico. Qui a Radio Libertà li paragoniamo... È il duo comico più resistibile della politica internazionale. Esatto, qui a Radio Libertà li paragoniamo a Totò e Peppino, ma come dire, forse li stiamo sottovalutando. Perché te li ricito? Perché uno dei temi che si sono imposti all'agenda politica di questi giorni è anche il caldo, nel senso che entrambi, sia Fratoianni che Bonelli, perché poi uno insegue l'altro, c'è una sorta anche di competizione interna, sostanzialmente hanno tenuto una posizione per cui fa caldo governo ladro, no? Cioè hanno rimproverato alle politiche delle destre questo caldo anomalo. Cosa c'è dietro? Perché secondo me c'è in realtà anche una questione ideologica dietro l'apparente boutade. Ma dietro di sicuro non c'è una doccia rinfrescante, ma questo non lo dico io. Parla di caldo Bonelli, capo degli ambientalisti. Lui ha più volte rivendicato in radio il fatto che lui si fa una doccia al massimo 1 minuto e mezzo, che non usa l'aria condizionata. Ecco, magari politicamente gioverebbe questa cosa per rinfrescarsi un po' le idee. Ma oltretutto l'altro giorno Bonelli ha dato per buona una bufala clamorosa dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità. E cosa ha detto questa organizzazione, che era quella, lo ricordiamo, che durante il Covid, nelle prime settimane, diceva che le mascherine non servivano a niente. E questo per dire che non sono proprio infallibili i dottori dell'OMS. Ma l'OMS ha detto l'altro giorno che in Italia in un solo giorno ci sono stati 5 morti per caldo, no? A parte che è un po' difficile stabilire cosa sia un morto per caldo o meno, perché il morto non te lo può dire dopo, no? Ma a parte questo, chiaramente quella dell'OMS era una proiezione, una statistica, un'eventualità, perché l'OMS non ha i dati giorno per giorno, i dati che hanno a disposizione i comuni. E infatti il Dipartimento del Ministero della Salute ha subito detto: ma signori dell'OMS, ma dove l'avete tirati fuori questi dati? A noi non risultano assolutamente, no? Quindi c'è questo allarmismo climatico per il quale noi oggi non dovremmo neanche più esistere, perché è da 15 anni che ci dicono che è sempre l'estate, ovviamente ha fatto un caldo maledetto in questi giorni, ma è sempre il giorno più caldo degli ultimi 100 anni, è sempre il giorno più caldo degli ultimi 200 anni. E che poi, adesso a essere sinceri, quello i Verdi, i Bonelli, tutti quei movimenti lì, dovrebbero autoaccusarsi, perché ci hanno imposto una marea di tasse, un salasso continuo, le case green, il Green Deal, un sacco di restrizioni, e stiamo sempre peggio dal punto di vista ambientale, secondo loro. Stiamo per essere risucchiati in un buco nero, il mondo sta andando in fiamme, quindi vuol dire che non sono servite assolutamente a nulla le loro politiche, tanto che parlano 10 giorni all'anno del clima quando fa un caldo maledetto, ma d'estate tende a fare un caldo maledetto, e poi il resto dell'anno parlano di centri sociali, di Palestina, di queste cose qui che non c'entrano, importanti, ma che non c'entrano nulla.
Chiaro. Tra l'altro, a proposito di Green Deal, ho letto una notizia, credo sempre su Libero, che mi sembra la fotografia definitiva, no, di questo costrutto ideologico, per cui pare che anche nei palazzi a Bruxelles della Commissione europea ci sia la guerra al condizionatore, perché è un Sì, malefico. mi sono divertito a scriverla. Però c'è un'eccezione, mi sembra, vero? C'hai reso edotti che c'è un piano dove c'è Qual è questo piano? Sì. La settimana scorsa è successa una cosa incredibile, poi ho chiamato degli amici a Bruxelles perché mi sembrava talmente incredibile, e però me l'hanno confermata. La Commissione europea, quindi per capirci, gli uffici di Ursula von der Leyen, quella che adesso ci ha autoimposto la tassa di 3 euro sui pacchi, tirandoci un altro pacco, in quel palazzo enorme, bruttissimo, di 13 piani, gigantesco, ristrutturato per la modica cifra di 1 miliardo e 200 milioni, un palazzo degli anni 60, era saltata l'aria condizionata. Parliamo di venerdì scorso. E per ripristinarla avrebbero dovuto toglierla in tutto il palazzo, e l'intervento sarebbe durato verosimilmente 2 o 3 giorni, non avrebbero risolto in 2 ore. Ma cosa è successo in questo palazzo di 13 piani? Per non togliere l'aria condizionata dappertutto, l'hanno tolta dal primo al 7° piano, mentre dall'8° al 13° funzionava tranquillamente. E voi chiederete perché dall'8° al 13°? Perché dall'8° al 13° ci sono gli uffici dei 27 commissari, i loro capi di gabinetto, e al 13° c'è l'ufficio di Ursula von der Leyen, che peraltro è una dei pochissimi presidenti della Commissione europea, questo lo sanno in pochi, che ha deciso di vivere lì. Chiaramente non vive lì H24, c'è anche la sua casa, ma il suo ufficio è collegato a un suo appartamento di, se non sbaglio, 50 metri quadri. Quindi si sono tenuti l'aria condizionata, loro, quelli che impongono il Green Deal, quelli che dicono che l'aria condizionata fa male, e sottolineo, hanno fatto benissimo loro a utilizzare l'aria condizionata, perché anche a Bruxelles c'era molto caldo, mentre quelli del piano sotto sono morti di caldo, quindi hanno imposto il Green Deal ai loro stessi dipendenti. Fantastico, diciamo, potremmo sintetizzare in modo parafantoziano: a Bruxelles siamo tutti uguali, cari inferiori. Questo era un po' l'andazzo, diciamo. O come umana Ursula. Certo, assolutamente. Senti, in chiusura ti volevo chiedere questo, perché tu prima giustamente hai detto, non è che anche il governo, il centrodestra, le abbia azzeccate sempre tutte, ovviamente, anche solo per una mera questione statistica, no? Allora ti volevo chiedere, diciamo, rispetto a quest'ultimo scorcio di legislatura, sì, quali sono i 2 o 3 fronti su cui a tuo giudizio ci vorrebbe un'accelerata per parlare anzitutto al popolo del centrodestra, no? Ce ne vorrebbe uno, la tassazione. Certo. Il governo, secondo me, deve fare quello che non è riuscito a fare l'anno scorso durante la legge di bilancio, cioè detassare drasticamente le tredicesime. Compiendo questa operazione, secondo me, lascerebbe un segnale tangibile nelle tasche, perché alla fine contano moltissimo, quasi tutto le tasche, e a quel punto lì segnerebbe un punto molto 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 importante, perché poi, se pensiamo all'altro grande cavallo di battaglia del centrodestra, quello dei migranti, non è assolutamente vero che è stato fatto poco, perché allora per me anche un clandestino è sempre troppo, partiamo da questo presupposto, ma se guardiamo i dati siamo passati dai 181.000 arrivi irregolari del 2016, quando governava il PD senza mai passare per le elezioni, ai 60.000 dell'anno scorso, e quest'anno, stando a una proiezione, potrebbero essere 10.000, 15.000 in meno, quindi arrivare circa a 45-50.000, che sono tantissimi. Però è passata anche una cosa molto importante in Europa, cioè il principio dell'Italia, il principio degli hub, dei centri per i clandestini o per chi non ha titolo, fuori dall'Europa. È passato il nuovo patto per le migrazioni, tanto che, non so i tempi, ma chiudo, te la dico in 30 secondi, in Spagna il dottor Sanchez, l'idolo di Elli, che poi lascia stare tutte le inchieste sui familiari, sui collaboratori, uno addirittura ha preso 24 anni di galera, ma non importa, tanto che Sanchez, che ha varato la moratoria e sta regolarizzando 500.000 clandestini,
vorrei balzare la soglia a 1 milione, perché sono arrivate 1.200.000 richieste circa. Gli stessi giudici dell'equivalente della Corte Suprema in Spagna gli hanno detto: ma dottor Sanchez, ma lei è impazzito, perché facendo questa cosa qui non solo la Spagna va incontro a un disastro dal punto di vista sociale e di sicurezza, ma poi c'è il piccolo particolare tecnico che, dando la cittadinanza spagnola ai clandestini ed essendo in vigore Schengen, questi possono andare dove vogliono. Quindi di fatto Sanchez, l'idolo della sinistra, regolarizzando 500.000 clandestini o forse 1 milione, li regolarizza anche per l'Italia, li regolarizza per la Germania, li regolarizza per tutti. E se passa questo principio, altro che difesa dei valori occidentali, altro che sicurezza, sarà la fine. E Schengen, e chiudo, gli accordi di Schengen sono già stati sospesi, quindi quando qualcuno adesso, voi che ci state ascoltando, dirà: ah, ma la destra vuole sospendere Schengen. No, Schengen è stato sospeso, sapete quando? Nel 2016, proprio quando col PD al governo sono arrivati in Europa una quantità di clandestini devastanti e la stessa Francia ha sospeso gli accordi di Schengen perché non era più in grado di sopportare il disastro che si è autoprodotta. Sì, questo diciamo fa riflettere, nel senso che, fatto salvo tutte le lacune, che io sottoscrivo col sangue il tuo appello sulle tasse, poi uno deve pensare anche cosa succederebbe e quali modelli hanno gli altri, no? E se governassero gli altri, diciamo, ecco, certo. che è una domanda sempre sana da porsi. Alessandro, ti ringrazio molto di essere stato con noi. Evviva Radio Libertà. Ecco, adesso hai azzeccato il nome, quindi sei migliorato nel corso del colloquio. Buon lavoro. Ciao a voi, un abbraccio. A presto. Avete ascoltato